Guarda, siamo tutti sconvolti che non vuole essere certezza di questi giorni. Sono sconvolti e chiusi nel loro dolore i familiari di Marilena Corrò. Dietro a questa porta in Borgo Cavour ci sono i figli, il primogenito di 21 anni e una ragazza di 17, con loro gli zii. Una famiglia sconvolta come lo è l'intero quartiere, dove Marilena per 15 anni ha gestito il B&B Maison Maggie, prima di partire alla volta di Capoverde e condurre la piccola pensione rilevata a inizio anni 2000 dal padre Luciano a Salrei, nell'isola di Boa Vista. Quello che sembrava un paradiso terrestre dove rifarsi una vita e mandare avanti seppure da lontano la famiglia è diventato l'inferno. Dall'isola arrivano sequenze di un delitto atroce. La donna, 52 anni, prima è stata massacrata di botte, poi gettata in una cisterna. A ucciderla, forse per motivi economici, un cinquantenne, istruttore di kickboxing, che fonti locali dicono essere originario pure lui di Treviso, ma il condizionale in queste ore concitate è d'obbligo. Anche Casugana sta seguendo l'evoluzione della vicenda. Una brutta notizia che ha visto coinvolta purtroppo una nostra concittadina. Spero che le autorità facciano chiarezza su quanto è avvenuto, soprattutto per rispetto nei confronti della famiglia. Come amministrazione portiamo la nostra vicinanza e ci mettiamo a disposizione anche per assisterli nel caso in cui ci dovessero subentrare dei problemi da un punto di vista burocratico per il rientro della salma. A mettersi a disposizione dei familiari in queste ore drammatiche anche il parroco di Sant'Agnese. Una signora molto vivace, scriveva poesie, la figlia partecipava al catechismo e quindi l'ho conosciuta così in questi casi, in queste riunioni dei genitori.